È ricoverato in prognosi riservata in gravissime condizioni all'ospedale di Mestre il quarantenne dipendente di una ditta appaltante rimasto vittima di un incidente sul lavoro all'aeroporto di Tessera, dove i vigili del fuoco stanno realizzando il nuovo hangar del reparto volo. 2 camion, uno carico di calcestruzzo, l'altro impegnato nei getti per la costruzione, hanno travolto il lavoratore durante le manovre di retromarcia, provocandogli gravissime lesioni alle gambe. Non è purtroppo un caso isolato, un inedito, sono stati più di 985 i casi lo scorso anno in cui i lavoratori infortunati hanno avuto delle menomazioni permanenti. Questo vuol dire che questi infortuni gravissimi condizioneranno e cambieranno la vita di questi lavoratori per sempre. Quello che noi denunciamo è che questo stillicidio, questi continui infortuni senza sosta nella nostra provincia continuano ad aumentare. Anche quest'anno i primi dati ci dicono che non c'è nessuna inversione di tendenza chiara e netta nella riduzione degli infortuni. Allora serve intervenire. Un incidente, l'ennesimo, che avviene all'indomani della manifestazione organizzata dalla UIL all'Arsenale, dove hanno sfilato 101 bare a simboleggiare le vittime sul lavoro dello scorso anno in Veneto. Dopo la nostra manifestazione di sensibilizzazione dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione e mi auguro che questa situazione degli infortuni sul lavoro prenda una piega diversa. Se non lavoriamo tutti insieme per una cultura della vita, per una cultura della sicurezza forte, con l'impegno di tutti, non andremo da nessuna parte. Concorde anche Dario De Rossi della segreteria CISL Venezia. Serve diffondere la cultura alla prevenzione, dice, e alzare ancor di più il livello di guardia, intensificando i controlli nei cantieri. Non è più possibile, conclude, andare avanti così e tutte le parti in causa devono fare la propria, dagli imprenditori ai committenti, dalle istituzioni ai sindacati.